Rieccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora in studio Stefano Toffolo, docente all'Università, anzi al Conservatorio di Venezia, che comunque è un'università, perché con lui stiamo approfondendo la conoscenza musicale dei Beatles, che come ho detto in una precedente puntata, per me e credo per molti altri, sono degli straordinari esecutori musicali, hanno cambiato la musica pop del Novecento, però insomma letti con la cultura e la lente dell'esperto musicale sono anche innovatori dal punto di vista proprio della costruzione sul pentagramma. Proseguiremo quindi in questa puntata la conoscenza di un progetto che vede Stefano Toffolo promotore e che è mirato ad una riproposizione sia filologica ma sia in qualche maniera modernizzata con gli strumenti del tempo, vale a dire la riproposizione con alcuni strumenti del Rinascimento piuttosto che del Barocco delle musiche beatlesiane. Va da sé che il nostro ospite è un grande amante di McCartney, Harrison, Lennon e Ringo Starr, ci sono tutti e quattro. Detto questo, partiamo da un'immagine che è l'autografo di Paul McCartney e Linda Eastman si chiamava, se mi ricordo bravissimo. Bene. Che non c'entra con la Eastman Color, no, come si diceva. Però insomma devo dire che poi ha avuto anche un ruolo importante nella formazione musicale, formazione, ma diciamo nell'attività musicale di McCartney. Sì. Io l'ho conosciuto a Venezia all'Hotel Danieli, ho un ricordo come vedo te adesso, vedo lui. Ero vestito, sì, non aveva la barba, ma intendevo dire ovviamente l'immagine chiarissima. Avevo 23 anni, lui doveva fare un concerto in Piazza San Marco, che è stato il primo concerto pop rock, senza i danni che hanno fatto dopo i Pink Floyd. Beh, non hanno fatto solo danni. No, i danni di quello che fu arrampicatore al Palazzo un Ducale, grande rischio per la città. Esatto, fu un grande spettacolo, ma un grande tutti rischio. Dopo cosa è successo. Allora, la domanda di allora mi ha quasi ossessionato a lungo per altri 42 anni ed era se aveva avuto influenza su di lui la musica classica e in particolare mi ricordo che gli ho fatto riferimento a Blackbird, un pezzo che ha delle posizioni chitarristiche che rievocano un tipo di esecuzione. Mi viene in mente, lui poi ha parlato recentemente, all'epoca non me l'ha detto, ma dell'influenza di Bach. In realtà io trovo un inconscio collegamento con la musica di Mauro Giuliani, che era un compositore per chitarra dell'Ottocento. C'è un pezzo che è identico nelle prime battute a questo pezzo. Lui non lo conosceva, però gli è venuto così. E da lì poi ho cominciato a lavorare, a cercare di capire in qualche modo che cosa ci fosse di classico e ho esteso questa idea di classico a vari aspetti, che sono quelli del contenuto, sia del concerto che ho proposto al Conservatorio Benedetto Marcello, sia di un concorso di cui parlerò magari dopo, legato a questa idea qua. L'idea è questa, cioè i Beatles sono stati classici all'interno della musica pop, inteso proprio come Goethe o Proust parlavano di classicismo, cioè come modelli che inizialmente vengono non ritenuti tali e poi diventano modelli per tutti quelli che seguono. Poi c'è il collega... Infatti, ricordo sempre, molti dicono prima e dopo dei Beatles. Ma è così, prima e dopo Bach. Loro all'interno del mondo della musica popolare assumeranno sempre di più una funzione di spartiacque perché all'interno fossero rimasti solo del rock avrebbero comunque fatto cose importanti, però la cosa che a me affascinava e mi affascina ogni tanto quando ci ritorno all'ascolto, all'esecuzione, è che hanno unito non solo quel mondo lì che è variegato, perché ci sono influenze afroamericane, del blues, del rock and roll, del skiffle all'inizio, e poi hanno unito, grazie anche qua, c'è ovviamente importante l'incontro con George Martin, il produttore musicale, hanno unito anche elementi della musica classica, che non sono solo l'introduzione, per esempio, famosissima per la prima volta del quartetto di Yesterday, o il doppio quartetto di Eleanor Rigby, o doppio quartetto più arpa e contrabbasso in She's Living Home, ma anche altri strumenti come la tromba piccola, il corno francese in altre canzoni. Ecco, ma a proposito di questo, anche nella precedente puntata è stata sottolineata l'importanza, chiamiamolo, del quinto Beatles, che sia Brian Epstein, Martin, però un altro è anche stato Ravi Shankar, a proposito di introduzione di strumenti nuovi, quindi il sitar e la musica indiana. Sicuramente George Harrison
The Quiet One, quello tranquillo come lo chiamavano, in realtà era attivissimo, schiacciato secondo me dalle due forti personalità di Paul McCartney e John Lennon che avevano giocato a Paul e John. Lui era lì un po' in disparte, ha svettato poi sempre di più mano a mano che si è liberato di questa presenza. E sicuramente, ecco, l'altro elemento classico è l'introduzione della musica classica indiana, cioè strumenti della musica classica, la ritmica più complessa sicuramente dell'Occidente della musica indiana, strumenti come il sitar che lui ha studiato appunto con Ravi Shankar, che era uno degli esponenti principali della scuola del nord indiana, e il tabla, l'armonium, tutte cose che hanno fatto sì che la musica pop si è arricchita di timbri, di ritmi e di possibilità diverse da ecco, rispetto alla musica prima. dei Beatles, questa influenza indiana ha migliorato la loro produzione o è stata la sbandata di un periodo perché in quel momento andava di moda l'India? No, ha contribuito sicuramente a creare tutta quella che secondo me è uno degli apporti fondamentali e poco forse anche compresi, è la ricerca timbrica, cioè i Beatles non hanno fatto belle melodie quando ci sono o belle armonie, belli accordi, ma hanno lavorato, ogni disco se lo si ascolta con attenzione, ogni LP ha un suo timbro particolare determinato da un certo tipo di strumento piuttosto che un altro, l'introduzione, non so, per la prima volta della 12 corde, Rickenbacker, e per cui anche la musica indiana ha arricchito sicuramente il sound, il timbro, anche la tecnica chitarristica di George Harrison, lo slide per esempio, è cambiato grazie anche a quel tipo di modo di suonare che hanno gli indiani con il sitar, no? Per cui microtoni, sono tutti aspetti che secondo me hanno sicuramente contribuito a non saprei dire se migliorarmi, sicuramente ad arricchire. Ecco, lei è stato già nel 2005-2006 promotore di un corso al Conservatorio di Vicenza che era Aspetti classici nella musica dei Beatles. Sono gli unici che possono vantare questo ruolo, questa posizione all'interno di una struttura classica, come almeno è vista quale il Conservatorio? Ma io direi che sicuramente sono stati un modello a cui poi gli altri si sono rifatti, questo sicuramente, perché anche, non so, le canzoni del Festival di Sanremo c'era l'orchestra, ma l'orchestra come sottofondo, come accompagnamento. Qua invece la ricerca di quartetto, doppio quartetto, più come dicevo prima, contrabbasso, arpa, i cori che sono spessissimo molto, molto raffinati, le armonie vocali. Tutto questo è stato preso sicuramente da altri gruppi che non cito, anche singoli. Ma era per arrivare a chiedere, Stefano Tofolo è un innovatore tutt'oggi portando i Beatles all'interno del conservatorio o nel frattempo, dal 2005 al 2018, sono stati introdotti altri musicisti di estrazione pop? No, perché credo che non per dire di me, insomma per loro, ecco, è la prima volta che si osa tanto, ma credo sia giusto perché quando io faccio dei corsi di storia in cui parlo di trovatori e trovieri, ad esempio, Troubadour e Trouvier, non capisco perché non si possa parlare di loro come anche di, non so, della musica della bossa nova, perché se si parla all'interno del rapporto musica e parola ci sono varie espressioni valide e credo che i ragazzi anzi sicuramente apprezzano spesso molto più questo tipo di proposte. E in questo viaggio chi sono i suoi compagni d'avventura anche tra i giovani? Ovviamente. Sì, ecco, devo dire che è stata un'esperienza per me incredibile nel pensare di trovare alcuni sprovveduti, invece ho trovato dei ragazzi molto agguerriti nonostante non abbiano vissuto quel periodo. Alcuni sono molto entusiasti, motivati, ricevo messaggi a volte 20 al giorno per sapere come va un arrangiamento, vorrei citarne se posso qualcuno. C'è un ragazzino per esempio di 19 anni veneziano, Francesco Carlon, che studia jazz, sì, per me sono tutti nipoti in senso di nonno, non di papà. Giulio Tomasella che invece è un po' più adulto, ha sui 30 anni, un chitarrista pop bravo. Poi ho un'arpista molto brava che farà la parte di She's Living Home, Elena Guarino. Poi ho Jacopo Caneva che è un ragazzo ventenne che studia composizione, al quale gli ho suggerito di fare una Beatles Overture che tenga presente tutti i temi,
le parti principali delle canzoni che io prevedevo una ventina di eseguire. Ha fatto quello, poi ha fatto un arrangiamento per arpa, clarinetto e flauto. Poi ho una violista molto brava, Doriana Calcagno, ho Lorenzo Gioelli che mi sta aiutando molto per le parti, anche perché questi ragazzi hanno strumenti moderni, computer, per cui fanno partiture che sono pubblicabili praticamente. Ecco, io sono ancora un amanuense da questo punto di vista. Lui ha fatto un'ottima trascrizione di She's Living Home, ha fatto un lavoro su Martha My Dear. Tutto per arrivare a un concerto. Per arrivare al concerto che ho proposto nel progetto presentato al Conservatorio a luglio, che dovrebbe essere valutato a breve, per il prossimo anno, e lì vorrei citare anche i colleghi che mi hanno sostenuto, che vorrebbero addirittura partecipare, la Nunziata Deli Santi, insegnante e docente di percussioni, c'è Francesco Erle, direttore di coro, Dini Ciacci che è il direttore d'orchestra, che vuole assolutamente che io ampli, e io ho detto guarda, quelle le avevo previste, però non sapevo se, no, allora ho trovato dei beatlesiani più o meno anche un po' più giovani della mia età tra i docenti, e speriamo che si possa fare, e a questo poi seguirà un'altra cosa se si potrà, che sarebbe il concorso di cui parlerò magari in un altro momento. Ecco, sarebbe bello in tutto questo magari provateci almeno a coinvolgere i due Beatles rimasti, Ringo Starr e Paul McCartney. Non è detto, almeno informarli di questo progetto, sì. Che mi pare estremamente interessante, una delle prime volte in cui la musica pop entra dalla porta principale all'interno del conservatorio. Il merito è di Stefano Toffolo, docente del Conservatorio di Venezia. Allora il progetto è in due parti, l'ambizione è arrivare all'esecuzione di un concerto studiando la musica dei Beatles ed eseguendola con strumenti antichi? Sì, eseguendola con gli strumenti e le voci previste dai dischi, con gli strumenti antichi, per cui viole da gamba, liuti, eventualmente violino barocco, in forma di gruppo romantico, potrebbe essere ad esempio violoncello, pianoforte, violino, e in stile jazz, per dare una sfaccettatura ampia, diciamo, dell'approccio possibile. Il mio preferito chiaramente è quello filologico. Questa è la musica dei Beatles, lui è Stefano Toffolo, grazie a voi per averci seguito, seguiremo con attenzione il progetto. Grazie. Ci si vede.